Buonasera, bentrovati con il notiziario di Prealpina.it che apriamo con la situazione del commercio nel centro storico di Varese. Mai così tanti negozi che cessano l'attività, ma anche tanti pronti a partire il servizio. Centro storico di Varese, l'isola pedonale, tante saracinesche abbassate e non sono chiusure per ferie. Settembre sarà un mese cruciale, si vedrà chi getta definitivamente la spugna e quali attività subentreranno. C'è la crisi delle botteghe, è vero, ma è in atto anche una trasformazione sulle tipologie di attività. Meno negozi di abbigliamento, che sono stati il marchio di fabbrica del cuore di Varese, più locali dedicati alla cura della persona, dalle unghie ai massaggi fino alle acconciature. Il target di Corso Matteotti, salotto buono di Varese, dove udite udite sono 8 le vetrine chiuse ma almeno 3 pronte a ripartire con altra vocazione, è un target più low cost, prêt-à-porter. Sul giornale in edicola domani un ampio servizio che svela tutti i retroscena dei negozi in Corso Matteotti, la seconda puntata sul giornale di mercoledì con un'analisi estesa all'intera zona pedonale, negozio per negozio, e poi una terza puntata con il doloroso confronto col centro di Como. E a Busto Arsizio questa mattina l'ultimo saluto a Loris Bellapianta, il 19enne morto tragicamente in vacanza in Puglia. Il servizio di Veronica De Rio, le immagini di Domenico Ghiotto. I palloncini argento a forma di cuore sono volati in cielo sulle note del rap scritto da Loris Bellapianta, il ragazzo di 19 anni morto a causa di un incidente in auto mentre era in vacanza in Puglia con gli amici lo scorso 12 agosto. E poi 3 fratelli, il piccolo Davis con i 2 maggiori, Elena e Andrea, si sono abbracciati per dare l'ultimo addio al ragazzo fuori dalla chiesa del Redentore di Busto Arsizio questa mattina 19 agosto. Quella bara che è rimasta in mezzo alla piazza davanti a mamma Raffaella, che a stento si reggeva in piedi, è stata sorretta dalla famiglia e dagli amici. Il colpo è durissimo per la famiglia che nell'arco di poco più di settimane ha perso prima il marito Luigi Bellapianta e poi il figlio Loris. Una tragedia, tanto che nell'omelia Don Sergio Perego ha invocato il Signore. O Gesù, non lasciare nello sconforto la mamma di Loris. Al termine della funzione religiosa, il fratello maggiore Andrea ha letto la lettera della donna, con la voce rotta dal pianto. Arrivederci, amore nostro, mio dolce bambino, il tuo vuoto nessuno lo potrà riempire. Svarione oggi al Varese nel tracciare la nuova segnaletica orizzontale in via Sacco davanti al comune. Vediamo che cosa è successo nel servizio di Deborah Corti. Nuovo asfalto in via Sacco davanti al comune e una nuova segnaletica orizzontale con scritte di colore giallo sulla corsia riservata a taxi e bus. Tutto bene? Non proprio. Una leggerezza, una distrazione nel tracciare le lettere di vernice ed ecco che è comparsa la scritta Taxai al posto di taxi. Immaginabile l'ironia che ha scatenato oggi, lunedì 19 agosto, questo piccolo grande svarione, anche perché il refuso è comparso appunto davanti a Palazzo Estense, nel bel centro di Varese. Nel pomeriggio un tentativo di rimedio oscurando la scritta che è rimasta però ancora leggibile. Sicuramente verrà rifatta, cancellando quella errata. Forse già domani, martedì 20 agosto. Il consigliere comunale e segretario provinciale di Forza Italia, Simone Longhini, intanto sui social ironizza. Non è uno scherzo, succede a Varese, nella centralissima via Sacco. Ora sul Biatoluna, dove è stata trovata della posta in un bosco, non era stata recapitata. Veronica De Rio con immagini di Domenico Ghiotto. Decine di lettere, estratti conto bancari e giornali mai recapitati e abbandonati nel bosco nei pressi di via Venezia sul Biatoluna. Erano pronti per essere consegnati nel cosiddetto giro dei postini, ma sono finiti nel verde, un po' nascosti. A fare la scoperta un residente che nel weekend appena concluso ha ritrovato appunto la corrispondenza. L'uomo si è mobilitato riuscendo ad entrare in contatto col dirigente di Poste Italiane che si occupa del recapito. La posta è stata recuperata e consegnata al funzionario.
Oggi, lunedì 19 agosto, Poste Italiane ha comunicato di aver avviato le procedure necessarie e ha confermato di essere in contatto con le forze dell'ordine di Gallarate per mappare la corrispondenza e gestire al meglio la situazione. Intanto i solbiatesi si sono resi conto che da tempo non ricevevano la posta, pensavano che fosse un problema legato all'estate e alle vacanze, invece si è trattato di tutt'altra storia che adesso andrà verificata. A Busto Arsizio 10 milioni per la sistemazione dei vecchi padiglioni dell'ospedale in attesa della costruzione della nuova struttura sanitaria. Il servizio. Poco meno di 10 milioni di euro per ristrutturare il vecchio ospedale di Busto Arsizio, in attesa del nuovo che sarà inaugurato non prima del 2030. I finanziamenti arrivano in parte da Regione Lombardia e in parte risalgono ancora all'epoca Covid, ma c'è anche la donazione dell'Associazione Italiana Lotta contro le Leucemie, 700.000 euro per il reparto di ematologia. A trarne beneficio saranno i pazienti che potranno usufruire del Day Hospital oncologico che arriverà al padiglione Shapira. Il trasloco dovrebbe concludersi in autunno. Addirittura d'arrivo la ristrutturazione del secondo piano del padiglione polichirurgico con i posti di terapia intensiva e subintensiva. Per il prossimo autunno saranno conclusi anche i lavori per il potenziamento degli impianti di aria condizionata e gas medicinali. Poi ci sono gli adeguamenti antincendio. Saranno inoltre riqualificati gli ambienti della nuova area ambulatoriale del primo piano del padiglione Pozzi. Quasi pronta infine la nuova sede Areu nell'edificio ex veterinaria. I lavori sono conclusi, manca solo il trasferimento. Ora a Malpensa, dove SEA ha posizionato dei cartelli in aeroporto che segnalano il divieto da settembre di portare a bordo sostanze liquide. Il servizio di Paola Grimaldi. Anche la più flebile speranza di portarsi a bordo il proprio shampoo preferito o la bottiglietta d'acqua è svanita. Dal 1 settembre non si potranno più mettere nel bagaglio a mano liquidi che superino i 100 ml. Ne avevamo parlato poco meno di un mese fa, ma la conferma oggi è arrivata anche da SEA, il gestore aeroportuale di Malpensa, che ha infatti pubblicato sulle sue pagine social e sul suo sito istituzionale l'avviso che non sarà più consentito, almeno temporaneamente, far passare ai varchi di sicurezza contenitori di profumi, cremi e affini che abbiano una capacità maggiore degli ormai famosi e fastidiosi 100 millilitri. Questa limitazione, che fa tornare i tanti aeroporti del vecchio continente, Malpensa compresa, a quando avevano solo le vecchie macchine a raggi X, arriva dalla Commissione europea, che per ragioni di sicurezza preferisce approfondire l'efficienza dei sistemi perché, secondo l'ente comunitario, non soddisfano le prestazioni richieste per quanto riguarda lo screening di liquidi, aerosol e gel contenuti nei bagagli. Trasferiamoci ora a Saronno, meno cemento nell'ex Isota, la proprietà rinuncia al 17% di edificazione nell'area dismessa. Il servizio. Ci sarà molto meno cemento di quanto la legge consentirebbe nell'area della ex Isotta a Saronno. La proprietà Saronno Città dei Beni Comuni ha infatti deciso di rinunciare allo 0,1 sull'indice di edificabilità, il che significa che rinuncia al 17% di quel che potrebbe legittimamente costruire nella grande area dismessa del retrostazione. In pratica la proprietà ha deciso di scendere da un indice di edificabilità dello 0,6 allo 0,5. Il progetto avrà una vocazione scolastica con lo spazio universitario, ospiterà il team ciclistico Emirates del campionissimo Tadej Pogačar. Nessuno spazio verrà destinato invece all'apertura di nuovi supermercati o comunque alla grande distribuzione già presente massicciamente nella zona. Adesso lo sport, calcio, la Pro Patria sconfitta in Coppa Italia ai rigori dalla Pro Vercelli. Servizio di Luca Spriano, immagini di Domenico Ghiotto. Pro Patria fuori dalla Coppa Italia. La maratona di ieri sera allo Speroni contro la Pro Vercelli si è conclusa con una sconfitta dal dischetto. Nessun gol nei tempi regolamentari, così come nei 2 supplementari che la squadra di Colombo ha disputato in superiorità numerica per l'espulsione del bicciolano Iezzi alla mezz'ora del secondo tempo, poi i calci di rigore e la vittoria della Pro Vercelli.
Resta l'amarezza per non essere riusciti a sfruttare la superiorità numerica per 40 minuti buoni e per le occasioni create e non trasformate. Ma le prime 2 uscite ufficiali di Coppa Italia, comprendendo il successo sulla Pergolettese, oltre ai margini di miglioramento fisiologici in questo periodo, denotano anche segnali incoraggianti. Il tecnico al termine ha sottolineato in positivo l'atteggiamento della squadra e in termini di solidità i primi numeri indicano che la Pro Patria in 2 partite non ha subito gol. Riscontro positivo per una squadra che guarda alla stagione con l'obiettivo primario della conferma in categoria. E ora cedo la linea a Deborah Corti per le anticipazioni delle notizie che troverete sul giornale in edicola domani. Grazie Pai. Sono 24 le scuole in provincia di Varese che ancora non hanno dirigente. È una corsa contro il tempo per completare il mosaico dell'istruzione della formazione provinciale. Riccardo Prando sul giornale di domani ci spiega come. E come tutti i martedì, sulla Prealpina ci sarà anche la pagina dedicata ai frontalieri. Marco De Ambrosis questa volta valuta il costo della vita per chi vive in Svizzera. Il risultato in una sola battuta. Anche i ticinesi piangono. A Saronno invece ennesimo allarme droga in stazione, col racconto di una famiglia che in partenza per le vacanze ha assistito a dei pusher che preparavano le dosi per lo spaccio. Infine ampie pagine sportive e sicuramente tra queste spicca l'intervista al verbanese Carlo Tacchini, medagliato di Parigi nella canoa. Tutto questo e molto altro sul giornale di domani, disponibile in edicola e su tutti i dispositivi digitali. Questo è l'ultimo servizio, vi diamo appuntamento al TG di domani sempre alle ore 19.